Amici di Calcio a 5 Live, buonasera da Luca Venditti. Siamo collegati dal G-Sport Village di Roma, dove tra poco andremo ad assistere Lositana Tevere Remo, match valido per la quarta giornata del girone D di Serie C2. Quasi tutto pronto per cominciare, con il direttore di gara che viene a sistemare gli ultimi dettagli. Dopodiché il cronometro potrà partire il match. Allora può partire l'incontro con Lositana che gestisce il primo pallone, subito intercettato dalla Tevere Remo, che può dare la prima conclusione, che finisce però a lato della porta difesa da Ricci. Allora può imbastire di nuovo la manovra la Lositana, attenzione al pressing della Tevere Remo, che la cava la squadra di casa. E allora Magrini per Losito, all'indietro da Ricci, che lancia lungo nella terra di nessuno, però allora Lucarelli può raccogliere e giocare all'indirizzo del compagno Castroni. Cambia lato, va da Guancioli, ancora Castroni, si abbassa Guancioli ma non c'era dall'altra parte il suo compagno che era Milani. Allora l'incomprensione fa perdere il possesso alla squadra ospite, dunque Lositana che può di nuovo orchestrare l'azione. Subito il pressing qui della Tevere Remo. Adesso la palla finisce a Ricci, che la scarica indirizzo di Magrini. Losito cerca ancora Magrini ma il suggerimento è troppo lungo, allora Lucarelli raccoglie la sfera, anzi no, lascia l'incarico della battuta a Guancioli. Ancora il numero 10 che avanza, superata la metà campo Milani, può puntare al tiro ma trova Losito sulla sua traiettoria. E allora Castroni, Guancioli, ancora Tevere Remo, ci ha provato Signorelli. Castroni, indietro per Guancioli. Milani ancora, Guancioli, non trova sbocchi la manovra offensiva del Tevere Remo, adesso viene steso Milani e dunque si riparte dalla punizione a favore. Castroni gioca corto per Guancioli, ancora Milani, cerca l'1-2 con Signorelli, ma la palla che attraversa tutta l'area di rigore e finisce dall'altra parte. Losito, aggredito subito da Signorelli. Lancia lungo Losito, ma non c'è nessun compagno pronto a ricevere. Castroni. Giocano gli avversari, giocano la squadra ospite. Adesso Castroni, le finte all'indietro per Milani, adesso Guancioli converge verso l'interno, carica per Signorelli, ancora all'indietro per Guancioli, pensa al suggerimento per Milani, alla fine ritorna da Signorelli, ancora all'indietro per Guancioli. Manovra perimetrale però della
Tevere Remo che non riesce a trovare imbucate giuste, dunque Milani adesso ci prova, scambia con Guancioli e guadagna rimessa laterale. Sistema la barriera il direttore di gara. Attenzione a Castroni, adesso Guancioli ha lo spazio per il tiro e finisce alto sopra la traversa di Ricci. Nulla di fatto, si riparte con Losito. Magrini si abbassa, Fernandez se ne va a Castroni, ancora Fernandez, adesso si ferma la sterzata, ancora Lositana, conclusione che non inquadra lo specchio, si affaccia davanti anche la Lositana quando siamo a 4 minuti e 38 secondi. Adesso Castroni per Guancioli, scambiano ancora i due. Guancioli larga per Milani sulla sinistra, ancora Guancioli chiamato in causa, lungo per Milani ma lungo linea finisce direttamente in fallo laterale che va a battere Losito. Non trova compagni, gioca a lunga all'indirizzo però di Lucarelli. E allora Castroni per Milani. Guancioli ora chiama il movimento dei compagni, servito Castroni verso l'interno, Castroni, conclusione di sinistro che però non inquadra lo specchio. Ricci si abbassa Losito, c'è lo spazio per Magrini ma capisce tutto Signorelli, rileva la linea del passaggio, dunque Losito. Circolare la sfera, la squadra di casa fa muovere la difesa della Tevere Remo che nel frattempo è salita. E allora Castroni, buono il pressing, Castroni ancora sulla destra, chiuso da Magrini. Si cambia pallone nel frattempo. Allora Guancioli chiama lo schema, mezzo direttamente trova però Losito e allora Castroni, deviazione, attenzione, stava per ingannare Ricci, riflesso però del portiere Lositana. Gioca bene Fernandez all'indietro per Losito, ancora Fernandez sulla destra, si perde il pallone e alla fine guadagna rimessa laterale. Incarica Losito della battuta, all'indietro per Magrini, si abbassa Losito e allora lancio lungo per il compagno, esce Signorelli, raccoglie la sfera e la gioca verso Guancioli, all'indietro per Castroni. Milani ora, Signorelli, se ne va alla marcatura Signorelli, ancora Tevere Remo, Castroni proprio per Signorelli, all'indietro di nuovo per Castroni, adesso Guancioli se la sposta sul destro però non trova lo spazio, allora ritorna da Castroni per Signorelli, da solo davanti a Ricci, chiuso però dal ritorno di Magrini, ancora Signorelli, ora Guancioli e alla fine la respinta di Ricci ad allontanare il pericolo. Vedremo però che rimane davanti, adesso Milani a battere questo out. Castroni per Guancioli, ancora Castroni sul pressing timido di Fernandez e allora riconquista il possesso Lositana. Ecco Fernandez, viene esteso, irregolare il contatto, dunque fallo da posizione interessante per la Lositana.
tutto pronto per la battuta. Campanelli sul punto di battuta. Conclusione a rete, ma trova Castroni, però Lusitana che rimane in possesso. Magrini. Campanelli. Campanelli per Magrini. Guadagna spazio. Ancora Campanelli. Adesso Apicella, entrato da poco. All'indietro per Magrini. Dall'altra parte dove c'è Campanelli che ha spazio. Va da Fernandez. Cade ancora Apicella. Tutto regolare però. Allora Fernandez protegge la sfera. La gioca all'indirizzo di Apicella. La fa sfilare per Magrini. Ancora Apicella. Occasione clamorosa qui per il numero 2. Finisce però alla destra dei pali difesi da Lucarelli. Qualcosa da dire qui il direttore di gara nei confronti di Apicella. Allora Tevere Remo, Milani per Guancioli. Duettano i due. Ancora Guancioli allo spazio per il destro, attenzione alla deviazione di Signorelli che finisce però al lato e si spegne sul fondo. Apicella, lancio all'indirizzo di nessuno. Rimessa laterale per la Tevere Remo, si riabbassa la squadra di Paternò che aspetta gli avversari nella propria metà campo. Guancioli. Vita. Guancioli ancora per Vita. Ora Masci, attenzione a Masci. Va su da Signorelli, chiuso da Apicella e allora può ripartire il contropiede della Lusitana. Campanelli ora si spegne l'iniziativa. Si risistema la difesa della Tevere Remo. Allora Magrini. Da Campanelli, leggermente arretrato il passaggio. Fernandez. Magrini. Si stringono le maglie difensive della Tevere Remo. Attenzione qui a Guancioli. Pallone perso. Ancora Guancioli davanti a Ricci. Ci mette la manona il portiere della Lusitana. Però il pallone finisce in calcio d'angolo e dunque Tevere Remo che rimane pericolosamente in avanti. Attenzione alla palla messa in mezzo, capisce tutto Campanelli. Rimane davanti la Tevere Remo. Masci cercava il compagno, adesso Vita. Chiuso però da Campanelli, protegge bene la sfera, sfugge al pressing di due avversari. Buono il disimpegno qui del numero 9 di Paternò. Servizio di Paternò, adesso Magrini. Ancora Campanelli, il più utilizzato da Paternò. Apicella. Si alza il pressing della Tevere Remo. Non sa che fare Magrini. Pericoloso qui. Viene a raddoppiare anche Guancioli e Magrini se la cava in qualche modo. Alla fine sarà rimessa dal fondo che va a battere Ricci. Allora Ricci proprio per Magrini. Lancio lungo che arriva verso Giberti che prova l'1 contro 1, ci ripensa e va da Apicella. Adesso Magrini. Giberti. Campanelli. Ancora all'indietro per Magrini. E qui stavano per combinare un pasticcio. Alla fine però se l'ha cavata in rimessa laterale Ricci.
Allora Guancioli per Vita, ora Guancioli per Masci che può convergere verso il centro. Attenzione ancora Tevere Remo, chiude tutto Apicella, si difende bene per il momento la squadra di Paternò, regge l'urto. Attenzione qui adesso alla Tevere Remo con Guancioli, il più vivace della squadra di Luciani. Adesso Vita perde però il pallone, allora Giberti ne può approfittare, si fa perdonare però Vita, allora la gioca verso Guancioli, era Castelli, non era Vita, scusate. Guancioli, Masci, Castelli chiuso da Campanelli, regala però rimessa laterale. Conta i passi per la distanza il direttore di gara. E allora Guancioli scarica per Masci, viene però stoppata dalla barriera la conclusione del 12. Guancioli pensa alla conclusione in 3 tempi. Ricci, adesso Giberti per Campanelli, attenzione a Campanelli, buono lo squillo del numero 9 che non inquadra lo specchio della porta di poco. Spavento per la Tevere Remo, classico movimento da pivot quello di Campanelli. Adesso Vita, intero per Castelli, ora Guancioli, ancora Castelli, all'indietro per Masci. Ancora Castelli, dietro per Guancioli, non trova sbocchi. Masci, dall'altra parte dove c'è Guancioli, chiama il movimento del compagno, serve Castelli che va ancora da Guancioli, conclusione stoppata da Giberti. Allora Magrini completa il disimpegno, attenzione però alla pressione della Tevere Remo. Giberti punta e supera Guancioli che lo trattiene evitando altri pericoli. Rischiato il giallo qui Guancioli, attenzione a Campanelli chiuso e allora Guancioli commette fallo. Campanelli, se ne sono andati nel frattempo 16 minuti e 50 secondi, ancora 0-0 tra Lositana e Tevere Remo, match che stenta a decollare. Adesso Cerasaro appena entrato, attenzione a Tevere Remo in attacco, Castroni per Castelli, può sfoderare il sinistro che non inquadra lo specchio e la lascia sfilare. Ricci adesso va a raccogliere la sfera e la gioca verso il compagno. Fernandez si abbassa, buono qui il disimpegno di Magrini, però ha capito tutto Masci. Allora Castroni può giocare di nuovo il possesso, scambia con Masci, scambiano i due. Adesso Cerasaro ha spazio, preferisce tornare da Castroni, ancora Cerasano, attenzione qui, conclusione improvvisa di Castelli, ancora impegnato Ricci ma è reattivo il portiere della Lositana. Chiama lo schema Castelli, campanile in mezzo, alla fine l'arbitro ferma il gioco e possesso per la Lositana. Caprini, Giberti rischia qualcosa qui e perde il possesso. Adesso Castroni chiama la palla Castelli, la suola all'indietro per Masci. Cerasaro, Castroni, Masci, ancora Castroni, qui il tocco di Fernandez, manda fuori tempo Castelli ma commette fallo Caprini.
Magrini. Si ritorna in campo, andiamo a seguire adesso questo calcio di punizione da posizione insidiosa per la Tevere Remo. Castroni sul punto di battuta, anche Masci in barriera a dar fastidio alla visuale di Ricci. Castroni direttamente a rete, prende in pieno Fernandez e la gioca all'indietro verso Signorelli, e lo stesso Fernandez adesso rimane a terra contuso dalla pallonata. Si rialza Fernandez, leggermente frastornato. E allora si riparte da dietro. Masci per Castroni. Cerasaro. La suola per Castroni. Qualche cosa da dire Castroni qui all'indirizzo di Cerasaro, che ha rischiato un po' troppo nella suolata precedente. E allora ancora però Cerasaro all'indirizzo di Castroni, che ha lo spazio per avanzare. Adesso duetta con Castelli, chiude tutto però Tagliaboschi per la Tevere, per la Lusitana. Il quinto fallo della Tevere Remo, che non avrà più bonus di falli da spendere per questa prima frazione di gioco. Fernandez tra le linee, protegge la sfera, la scarica per Giberti ma lo prende leggermente in controtempo e allora lascia sfilare e Masci si accontenta della rimessa laterale. E allora avanza Cerasaro, indietro per Castroni. Alta per Castelli, la mette a terra e la gioca verso Cerasaro. Masci, Castelli, Cerasaro, allo spazio per la conclusione, la prova Murato, attenzione al break Lusitana, però spegne ogni iniziativa Castelli. Magrini per Giberti. Fernandez conquista fallo laterale. Tagliaboschi per Giberti, chiuso da due, prova ad andarsene. L'arbitro dice che la rimessa è per la Lusitana. E allora Tagliaboschi in mezzo alla ricerca di Fernandez, chiuso da Castroni. E allora protegge la sfera Castelli e la gioca all'indirizzo di Masci. Adesso Castroni, Cerasaro, ancora all'indietro per il compagno. Si accontenta della rimessa laterale Masci. 23esimo e 26 secondi, ancora 0-0 qui al G-Sport Village. Attenzione qui alla conclusione improvvisa di Castelli, ancora però Tevere Remo in attacco, chiusa ancora la sua conclusione. Adesso chiamato in causa Lucarelli. Buona la giocata, però viene chiuso da Tagliaboschi. Attenzione a Fernandez da solo davanti a Lucarelli, chiuso da Manca regolarmente secondo il direttore di gara. E qui la conclusione di destro al volo di Castroni, stava per ingannare Ricci,
pallone che però non ha inquadrato lo specchio della porta, per fortuna della squadra di Paternò. Magrini per Giberti, la sposta sul destro, se ne va Giberti, pallone che svolazza sulla linea di porta ma finisce in corner. Ancora Tagliaboschi, Giberti, il suo sinistro, parata plastica di Lucarelli. Attenzione qui a Manca che gioca male questa palla ma alla fine trova una rimessa laterale. Allora Cerasaro sulla sinistra, va dall'altra parte dove c'è Milani, converge verso il centro, scarico per Castroni che ha lo spazio per il destro, finisce alto e si spegne sul fondo ma c'è stata deviazione di Ricci. Ancora Castroni, ancora impreciso però il suo destro, si rimane sullo 0-0. Allora Magrini si abbassa a Baccari, Giberti conquista rimessa laterale da posizione di attacco. Allora Magrini per Fernandez, Lusitana che sta crescendo negli ultimi minuti, adesso però non trova il contatto con il pallone Baccari. Il direttore di gara va a dire qualcosa alla panchina della Tevere Remo. Si torna a giocare. Castroni per Guancioli, Milani, Guancioli, ora Milani, non sa chi darla, allora la gioca male verso Campanelli che si libera di un paio di avversari. Adesso Baccari, pallone che non esce secondo il direttore di gara. Magrini si abbassa ancora a Baccari, superata la metà campo, adesso chiamato in causa Campanelli, suolata all'indietro per Giberti, finisce alto, finisce alta la sua conclusione. Due minuti e mezzo al termine del primo tempo più recupero. Ancora inchiodati sullo 0-0 però. Guancioli per Milani, lancio lungo per Castroni che la domestica ma il pressing di Bacca lo fa sbagliare e dunque sarà rimessa per la Tevere Remo però. Allora Guancioli per Castroni, Milani, suggerimento sbagliato però per il numero 6. Allora possesso regalato alla Lusitana, che adesso avanza con Baccari, Giberti, perde qui il pallone in maniera ingenua. Allora Signorelli si conquista il quarto fallo del primo tempo. Guancioli chiama il movimento di Milani, capisce tutto Campanelli. Castroni per Milani, ancora all'indietro per Guancioli, Castroni, scambiano palla Castroni e Guancioli, non trovano sbocchi però.
Adesso Milani viene a dare una mano ai propri compagni. Si chiude bene la Lusitana e riconquista la sfera. L'arbitro dice che è rimessa laterale. Baccari per Magrini. Giberti, ancora Magrini. Si abbassa Giberti, ancora punta Milani, alla fine torna da Magrini. Magrini pensa per un attimo a Campanelli, adesso però serve Baccari. Giberti, eccolo qui Campanelli, proprio verso Magrini, sulla destra. Si va dall'altra parte per Giberti che può sfoderare il sinistro. E Lucarelli devia la conclusione in calcio d'angolo. Ancora pericolosa la Lusitana. Giberti per Magrini, conclusione che finisce alle stelle. Arriva il pallone, allora Lucarelli lo può giocare verso Guancioli, adesso Castroni. Guancioli avanza, scarico per Milani, ancora Guancioli ed eccolo qui, fischio del direttore di gara che manda le squadre all'intervallo sullo 0-0. Quasi tutto pronto per andare a seguire la ripresa di Lusitana Tevere Remo. Il pallone è già sul dischetto, eccolo qui, fischio del direttore di gara con la Tevere Remo che manovra il primo possesso. Adesso Signorelli all'indietro per Castroni. Guancioli si abbassa a Milani, viene però chiuso dal raddoppio avversario. Allora Fernandez all'indietro per Magrini. Giberti, attenzione qui alla pressione di Guancioli, arbitro giudica regolare però il contatto. Guancioli, Castroni per Guancioli, ancora per Castroni, capisce tutto però Fernandez, allora può imbastire il contropiede per Giberti sulla sinistra, all'indietro ancora per Fernandez, chiama in causa Magrini, adesso Campanelli, si gira Campanelli, pallone che sorvola per tutta l'area di rigore e finisce in calcio d'angolo. Magrini indietro per Fernandez, non c'è nessuno sulla destra da servire, allora torna da Magrini, scambiano i due. Giberti va all'1 contro 1, alla fine va da Fernandez. Campanelli ora si chiude la Tevere Remo e allora perde terreno la Lusitana. Adesso attenzione a Magrini sulla pressione di Signorelli, ancora Magrini, si abbassa Giberti, capisce tutto però Guancioli e però Giberti si fa perdonare e chiude l'iniziativa di Signorelli. Corner, pallone in mezzo per Signorelli, ci mette il piedone Ricci. Guancioli per Castroni, si abbassa a Milani tra le linee, lo ignora, adesso Guancioli, conclusione improvvisa di destro, non inquadra lo specchio. Fernandez, chiamato in causa ancora Giberti che però non manca il controllo. Funzionale allora il pressing della Tevere Remo che rimane in attacco. Va Guancioli ad incaricarsi di questa battuta. Pallone in mezzo per Milani, Masci sulla conclusione. Masci, scusate.
Ancora passato il pericolo per la Tevere, per la Lusitana. Giberti ora, lungo per Magrini che in un primo momento azzecca il controllo, ma poi la palla finisce in fallo laterale. Milani va da Masci. Ora Masci, conclusione deviata, corner per la Tevere Remo. Ora Guancioli sul punto di battuta. Chiama lo schema. All'indietro per Signorelli, addomestica la sfera. Si libera della pressione di Fernandez. Allora Lucarelli verso Guancioli, ma il pallone finisce troppo alto. Giberti adesso prova a servire Campanelli, chiuso da Milani, pericolo allontanato. Magrini per Fernandez, ancora Giberti, murato da Guancioli. Magrini, Fernandez per Giberti. Ancora Magrini, rimane lì la Lusitana. Adesso Campanelli difende il possesso e guadagna rimessa laterale. Adesso Magrini pensa al tiro in un primo momento. Fernandez guadagna fallo. Posizione interessante questo calcio di punizione per la Lusitana. Vediamo un po' come sfrutterà questa occasione la squadra di Paternò, che in questo primo tempo si è fatta vedere poco per il momento dalle parti di Lucarelli. Tagliaboschi e Caprini sul punto di battuta. Vediamo cosa si inventeranno qui gli Orange. Fischia il direttore di gara. Eccola la conclusione diretta di Tagliaboschi che impegna Lucarelli. Tagliaboschi indietro per Magrini, lancia a lungo Tagliaboschi dove però non c'è nessun compagno. Adesso Masci avanza per la Tevere Remo, indietro per Guancioli. Buona l'imbucata per Signorelli, indietro per Milani. Masci dall'altra parte, non trova l'impatto giusto con la sfera e se la cava in qualche modo la Lusitana. Adesso Campanelli dall'altra parte. Tenta il break la squadra di casa. Conclusione improvvisa di Tagliaboschi. Finisce sulla traversa e poi si spegne sul fondo. Dunque dopo 6 minuti arrivano le prime occasioni concrete di questo primo tempo. Adesso Milani per Guancioli, avanza il numero 10 per Masci, chiamata in causa ancora Guancioli. Adesso Signorelli sulla sinistra, prova ad andarsene, converge verso il centro, steso, ma è tutto regolare e allora può propiziare il contropiede la Lusitana. Adesso Fernandez, pallone troppo lungo però all'indirizzo del numero 5. Allora Lucarelli può giocarla per la Tevere Remo. Adesso Masci per Guancioli. Milani. Ancora Masci. Ancora verso Guancioli che può tentare la conclusione, finisce abbondantemente alta. Allora Ricci gioca subito per Campanelli, prende un po' impreparata la Tevere Remo che poi però si ricompatta. Adesso Fernandez
protegge dall'arrivo dell'avversario. Campanelli all'indietro per Tagliaboschi, murato da Masci. Rimessa laterale in attacco per la Lusitana. Il match che pare finalmente decollare. Adesso però il fallo è per la Tevere Remo. Richiama Signorelli, il direttore di gara, gli dice qualcosa. Adesso Masci. Milani. Masci sulla destra, pensa all'1 contro 1, alla fine torna da Milani. Guancioli, ancora Milani, si abbassa a Masci, ancora Guancioli. Buona la trama della Tevere Remo che però rimane lì. Milani per Guancioli, adesso Masci. Guancioli se la sposta sul destro, evita il pressing di Leone. Masci. Ora Guancioli. Milani. Nessun compagno si propone, allora torna indietro da Guancioli. Adesso Masci. Pressato forte da Leone. Guancioli in mezzo per Signorelli. Manca il secondo controllo. Guancioli vede il corridoio sulla destra, allora se ne va Guancioli, chiuso però dal ritorno di Fernandez. Guadagna però una rimessa laterale da posizione interessante, va a battere Masci che sistema il pallone, fa rispettare la distanza il direttore di gara. Allora Masci all'indietro per Guancioli, subito alla conclusione, abbondantemente alla destra dei pali difesi da Ricci. Magrini per Tagliaboschi, adesso Leone. Esce bene dal pressing la Lusitana, Leone tentava di servire Tagliaboschi. Rimane in attacco la Lusitana. Magrini. Va da Fernandez, buona l'imbucata. Fernandez da solo davanti a Lucarelli. Palo, gol! E allora 1-0 per la Lusitana quando siamo all'11° di questo secondo tempo. Finalmente il match si sblocca qui al G-Sport Village e la Lusitana passa in vantaggio. Adesso Tevere Remo costretta a rincorrere. Pesca il coniglio dal cilindro. Fernandez servita alla perfezione da Magrini. Adesso Guancioli prova subito a reagire la Tevere Remo. Raddoppiato il numero 10, riconquista il possesso proprio l'autore del gol. Galvanizzato dalla rete. Controfallo qui. Fischiato alla Lusitana e Leone che dunque commette un'ingenuità. Regala il possesso alla Tevere Remo. Guancioli, murato, pallone che finisce a Milani, ancora all'indietro verso Lucarelli. Guancioli, buona la solata per Milani, sull'altra parte c'è il compagno che però non manca il tocco con il pallone e passa lo spavento per la Lusitana, vicinissima al gol del vantaggio, la Tevere Remo con De Matteis. Al gol del pareggio, scusate. De Matteis chiuso dal raddoppio e allora Magrini per Leone. Gioco che si ferma. Prende tempo.
Lusitana. Adesso finisce a terra Campanelli, dunque non può controllare il pallone. Milani, Masci, chiuso proprio da Campanelli. Tevere Remo ancora davanti con De Matteis verso Milani, scambia con Guancioli, non si chiude il triangolo, allora ne approfitta Magrini. Dall'altra parte sale Tagliaboschi, preferisce tornare all'indietro però il numero 6 Orange, e la scarica verso Leone. Servito ancora Magrini, sul lungolinea si fa vedere Campanelli, eccolo qui servito il numero 9 al servizio di Paternò, chiuso però dalla Tevere Remo, e dunque Guancioli può propiziare l'azione offensiva della Tevere Remo. Adesso Masci litiga un po' con il pallone, la tiene in campo. Milani si accentra, scarica verso Masci, ancora verso Guancioli, si fa vedere De Matteis che si trascina il pallone in out. Non un buonissimo impatto di De Matteis in questo secondo tempo. Magrini scambia con Tagliaboschi, servito ancora da Campanelli. Tagliaboschi batte per la seconda volta Lucarelli, la Lusitana, e si porta sul 2-0 quando siamo a 14 minuti e 33 secondi. Raddoppio della squadra di Paternò. E si complicano ulteriormente dunque le cose per la Tevere Remo, chiama subito il time out, anzi no, torna subito a giocare. Guancioli va da Masci, un po' frastornata adesso la Tevere Remo da questo 1-2 della Lusitana. Guancioli per Castelli, adesso Masci finisce a terra, fallo per la Tevere Remo, chiede la distanza a Masci. Strada sempre più in salita per la Tevere Remo, che adesso è costretta a rincorrere gli avversari di sopra, che sono sopra di 2 gol. Parte Castelli, devia in calcio d'angolo Ricci. Cerasaro sistema il pallone, la mette in mezzo verso Masci, che finisce a terra ancora e guadagna un altro calcio di punizione da posizione interessante. Nel frattempo Guancioli indossa il fratino e lascia spazio a Castroni. È proprio Castroni sul punto di battuta, si allontana anche Cerasaro, rimane solo lui. Sistema la barriera, i suoi compagni. Nel frattempo Ricci, adesso parte Castroni per Cerasaro, mette in mezzo la sfera ma chiude tutto Campanelli e allontana il pericolo. Cerasaro, Castroni fa correre Masci, che prova la conclusione, trova Magrini sulla traiettoria. Adesso Cerasaro, si crea lo spazio, alla fine torna all'indietro per Masci. Castroni se la sposta sul sinistro, torna da Masci, Cerasaro sulla sinistra ed è un passaggio praticamente per Ricci. Adesso Campanelli protegge dall'arrivo di Castroni, finisce a terra e guadagna fallo laterale, fa respirare un po' la sua squadra Campanelli. Lusitana in possesso, Giberti per Campanelli, all'indietro per Magrini,
abbassato il compagno, lancio lungo qui. Adesso però dall'altra parte la Tevere Remo con Castelli, conclusione deviata, stava per ingannare Ricci. Calcio d'angolo per la squadra ospite quando siamo al 18° minuto. Castelli verso Castroni, capisce tutto Magrini. E allora Vita, sì, no, scusate, era Baccari. Castroni, posizione d'attacco, Castroni indietro verso Vita, cercato tra le linee Cerasaro, protegge dall'arrivo degli avversari, perde terreno però la Tevere Remo. Si chiudono bene le maglie difensive della Lusitana, che adesso deve amministrare il vantaggio di 2 gol. Castroni, conclusione qui di Vita, che però finisce comodamente tra le mani di Ricci. Campanelli avanza adesso per il compagno che era Baccari, chiede il calcio d'angolo alla Lusitana ma non l'accontenta il direttore di gara. E allora Castroni può imbastire di nuovo l'azione. Vada Vita. Castroni. La conclusione deviata da Ricci in fallo laterale. Sempre molto attento il portiere numero 1 della Lusitana. Batte corner alla fine la Tevere Remo. Adesso Vita, si abbassa anche Castelli, anzi no, era Cerasaro. Adesso Castroni, eccolo qui Castelli, ancora all'indietro per Castroni, chiamato in causa Cerasaro, ancora Castroni, si abbassa anche Vita ma si chiude bene la Lusitana, lascia poco spazio alle iniziative avversarie. Adesso Cerasaro, ancora all'indietro per Castelli, possesso palla per la Tevere Remo, che al momento però non riesce a creare problemi alla Lusitana. E adesso qui Vita perde un brutto pallone, regala il possesso alla squadra di casa quando siamo al 21° di questo secondo tempo. Giberti per Magrini, lancio lungo per Campanelli, commette fallo però. Qualcosa da dire qui con Castroni, interrompe il gioco il direttore di gara e va a dire qualcosa al numero 5 Tevere Remo. Time out nel frattempo chiesto da Fabio Luciani. Fanno una retata durante gli allenamenti, entrano nello spogliatoio e prendono tipo 70 grammi di sostanze stupefacenti, sanno di andare in sicuro e battere un pugno sul tavolo perché sta facendo tempo. Perché nei primi tempi lo conoscevo, una casa mio padre era opposto, quindi sono tanti. Io mi impaurito, dovevo a questo punto sul tavolo per una ragazzina stuprata. Scade il time out, allora si può tornare a giocare. Eravamo rimasti a questo calcio di punizione per la Tevere Remo, che si gioca subito la carta del portiere di movimento. Indossa la tipica casacca da portiere di movimento, dunque Castroni. Non forziamo, dice Masci. Adesso Signorelli protegge da pressing di Magrini, perde alla fine il possesso, tutto regolare. Dunque prima iniziativa della Tevere Remo che è gettata agli Ortica. Adesso qui chiuso Fernandez da Masci, adesso viene esteso proprio dal numero 5, autore del primo gol.
È il quinto fallo commesso dalla Lusitana. Ci prova ancora la Tevere Remo, attenzione a Castelli, non trova il controllo qui con il pallone, chiedeva rimessa laterale. Castroni, finisce a terra Fernandez, tutto regolare. Allora Guancioli, ultimi minuti infuocati di match. Masci all'indietro per Guancioli, ancora Tevere Remo che fa circolare il pallone. Guancioli per Masci sulla destra, Castelli, ancora Masci. Guancioli, si accentra il numero 10, spazio per Masci. Si chiudono bene però le maglie difensive della Lusitana, adesso si accentra Masci. Adesso Castelli, pallone messo in mezzo che però non trova compagni, deviato però. Allora Castroni pensa alla conclusione diretta, velleitaria però. Adesso Giberti sulla sinistra, se ne va un paio di avversari, però c'è il ritorno di Castelli e allora ci può riprovare adesso la Tevere Remo con il 5 contro 4. Guancioli alla conclusione diretta, finisce sui piedi di Masci, ancora Guancioli per Signorelli, prova a metterla in mezzo, murato da Magrini. Ultimi 5 minuti di match più recupero. Adesso calcio d'angolo. Castroni per Masci, scambiano il pallone i due. Adesso Signorelli per Castelli. Castelli va all'1 contro 1 addirittura. Torna alla fine indietro da Signorelli verso Masci. Conclusione di Castroni, finisce sui piedi di Castelli. Sarà ancora corner per la Tevere Remo. Subito giocato Castelli in mezzo per Guancioli che non trova l'impatto con la sfera. Alla fine in qualche modo la palla finisce in rete e allora la Tevere Remo accorcia le distanze quando il cronometro segna 25 minuti e 45 secondi. La Tevere Remo si riporta sotto e trova il primo gol della sua partita in modo un po' rocambolesco. Veramente rocambolesco questo gol. Palla che è rimasta lì, Ricci se l'è fatta scappare. Poi Campanelli adesso, la reazione della Lusitana rabbiosa. Ancora Lusitana con Giberti. Lucarelli respinge in fallo laterale. Magrini per Campanelli. Masci. Adesso andiamo a seguire questi ultimi 3 minuti e mezzo di partita. Castroni, conclusione, Ricci si salva in calcio d'angolo. Vediamo l'arbitro qui cosa decide. Ammonizione per Castroni, forse per un ingresso in campo scorretto. Masci per Castelli in mezzo, pallone che colpisce il palo e in qualche modo finisce dall'altra parte. Time out adesso chiesto da Paternò.
Scade il minuto di timeout e dunque possiamo tornare a raccontarvi questa partita. Campanelli, la domestica Campanelli, pallone di Campanelli verso la porta che però non inquadra lo specchio, deviato però il suo tiro, e allora calcio d'angolo per la squadra di Paternò. Adesso Magrini per Giberti, si abbassa la Lusitana, pressing di Guancioli qui che riconquista il possesso e guadagna una rimessa laterale da posizione interessante. Stiamo entrando nel frattempo nell'ultimo minuto regolamentare. Masci per Castelli, Castroni, Masci ancora all'indietro, alza la testa, trova Signorelli, Ricci in qualche modo la respinge e Campanelli prova diretta a rete ma trova Castroni sulla traiettoria. Signorelli, ancora Tevereremo in attacco con questo calcio d'angolo. Adesso l'arbitro va a ammonire qualcuno dalla panchina. Apicella, ammonito Apicella per la Lusitana per proteste dalla panchina. Guancioli all'indietro per Castelli, prova a crearsi lo spazio per il tiro, la pressione furiosa qui di Campanelli, attenzione Castroni allontana il pericolo, palla che finisce dall'altra parte, stava per arrivarci Signorelli. Lancio lungo qui di Ricci all'indirizzo di Campanelli tra due avversari, ancora Ricci, alla fine Castelli in qualche modo, ancora Castelli sul pressing furioso di Campanelli, se ne libera però. Allora entra Castroni, Guancioli, siamo da 30 secondi nel recupero, attenzione a Signorelli che non trova l'impatto giusto di testa con il pallone. Allora gettata alle ortiche un'altra occasione, nel frattempo rimane a terra Ricci per prendere qualche secondo. Ricci per Leone, pressato forte da Castelli, adesso Masci, ancora per Castelli, non inquadra la porta. Ricci gioca corto per il compagno, lanciato lungo Campanelli, adesso Magrini, se ne va un paio di avversari, buona qui l'azione di Magrini, Campanelli dall'altra parte, la suola all'indietro per Leone, capisce tutto però Guancioli e sarà giallo e tiro libero per la Tevereremo che ha l'occasione del pareggio. Ingenuità qui di Leone. Vediamo adesso chi si prenderà la responsabilità di questa battuta. Castelli sembra essere colui che batterà questo tiro libero. Momento cruciale del match quando siamo al 32esimo. Richiama all'ordine il direttore di gara. Attenzione delle due squadre. Castelli, parte il numero 8. Castelli, Ricci respinge per la gioia della Lusitana. Attenzione però a Castelli che recupera ancora il pallone e alla fine se lo trascina fuori. E allora Ricci è l'eroe di giornata per la Lusitana, ma la partita non è ancora finita. Fernandez diretto a rete qui, Giberti, 33esimo di gioco,
Lancia lungo Castroni che è rimasto in porta. Adesso Signorelli sul destro, Signorelli, palla che colpisce il palo. Spavento enorme qui per la Lusitana. E qui penso ci sia stato il controfallo fischiato dal direttore di gara. Adesso Castroni, eccolo qui il triplice fischio che manda le squadre, che fa terminare il match e consacra la prima vittoria della Lusitana in campionato. Primi 3 punti per la squadra di Paternò in questo inizio di stagione.